Allora, ne sono emersi di spunti, ne sono emersi di spunti. Il problema a questo punto è anche una sensazione di insicurezza che si ingenera, perché si sa che se entra la mafia, se è facile la corruzione, se ci sono questi procedimenti che si sono innescati, forse il cittadino si può sentire destabilizzato se ne è coinvolto. Se non è coinvolto è un problema che è molto lontano ancora, no? C'è questa percezione duplice, per cui questi ragazzi che fanno l'esperienza di toccarla con mano la vivono e la capiscono, però altri non si sentono così partecipati. Ma io intanto voglio insistere su un dato che avevo espresso prima perché mi pare significativo, quello del contrasto alla mafia, del contrasto alla legalità. All'illegalità. E io dicevo anche, è vero che da questo punto di vista lo Stato è anche, come dire, mancante, non nel senso di una denuncia generale. Io le do un dato, per esempio. Nel nostro paese le aziende confiscate al mafioso, sottratte al mafioso, sono, è vero, in numero molto basso rispetto a quelle che sono le aziende sequestrate. Sì. Per cui questo è un po' il punto. Si pensi per esempio che in Italia i beni immobili sequestrati ai mafiosi sono 11.237 a livello nazionale. 84 di queste sono nel Veneto. Questo è il dato. Le aziende, che tipo di riflessione fate? Le aziende, quelle che producono invece, sono 1.700 a livello nazionale, 4 sono nel Veneto. Ora, le rilevazioni che sono state fatte, non sono elaborazioni sindacali, è vero, dicono chiaramente che le aziende confiscate sono neanche un decimo di quelle che sono le aziende sequestrate. Il che vuol dire che fra il sequestro di un bene, è vero, e poi dopo invece la confisca, passano anni, tanti anni. E noi denunciamo che questo, per esempio, significa un depauperamento di quelli che sono anche i beni di produzione, è vero, che invece dovrebbero essere riattivati. Questa è la questione che riguarda, è vero, lo Stato. E certo, di conseguenza che noi, per esempio, sosteniamo che non solo deve essere accelerato il tempo che intercorre fra il sequestro e la confisca, ma vi deve essere una assegnazione molto ravvicinata per rimettere in produzione quelli che sono i beni confiscati. Da qui anche la logica dei campi. I campi che sono stati assegnati alle aziende del volontariato, che sono stati assegnati all'Auser, all'Arci, a Libera, sono veramente molto pochi. Sono pochi perché tutto sommato. E di conseguenza su scala nazionale si è instaurato questo rapporto intergenerazionale, è vero, fra queste associazioni e il nostro sindacato, il sindacato dello SPI, che è presente nei due campi che si diceva prima nel nostro Veneto, dove una collaborazione fra l'Arci e lo SPI a Campolongo, in questa ex villa di Maniero, oppure con l'associazione dei Boy Scout che hanno in assegnazione, è vero, il bene di Erbè, con il quale noi abbiamo stabilito questo rapporto. Per cui si crea questo che diceva Tomi prima, questo grande rapporto intergenerazionale, nel quale per esempio noi siamo anche portatori come anziani di quella che è tutta la nostra storia, di tutta la nostra memoria, perché i campi sono un momento di lavoro, ma sono un momento di formazione, perché noi siamo convinti di una cosa e parliamo d'altro, che c'è un elemento di contrasto, ma c'è anche un elemento fondamentale di educazione alla legalità. No, ma infatti quando si parla di formazione è l'educazione. Quando si parla di formazione, ma di educazione alla legalità. Per questo, per esempio, nel nostro Veneto, noi abbiamo coniato un termine, dai campi alla scuola. Questo perché durante l'estate andiamo a operare nei campi
E poi durante l'inverno, quando c'è la scuola, noi come sindacato dei pensionati, ma il sindacato della scuola, la CGIL, non solo come SPI, abbiamo nel nostro Veneto, per esempio, quest'anno scolastico, abbiamo 27 istituti che hanno accettato la nostra richiesta, la nostra proposta, per consentire questo momento di discussione all'interno delle scuole, dove andiamo a portare la nostra esperienza che abbiamo fatto nei campi, ma andiamo a parlare con i ragazzi, con i giovani, di educazione alla legalità, perché questo è il punto fondamentale. Non solo di contrasto, ma anche di educazione. Ora, su questo noi registriamo un grande interesse, perché questo voglio dire. Quando noi andiamo nelle scuole, gli insegnanti vanno nelle scuole o con noi vengono, vengono dei giornalisti, vengono dei scrittori, vengono dei magistrati in pensione, persone note a lei, a me, del nostro Veneto, che sono in pensione e hanno accettato questa nostra proposta di venire a parlare di legalità. Quindi c'è disponibilità, quello che io vedo, e questo per me è fonte di una grande speranza, di grande positività, è che i giovani partecipano, collaborano, stanno attenti, dicono. Per cui io credo che da questo punto di vista, è vero, ci sono anche delle vie di uscita rispetto alla situazione malavitosa nella quale noi viviamo. Io però voglio tornare su un punto, perché lei mi va avanti velocemente, tira fuori tanti punti. Fermiamoci questo aspetto qua. Il segretario, e questo lo giro a lei, ma anche a voi, quindi intervenite anche voi, ha sottolineato che giustamente ci sono poche disponibilità di luoghi dove far questo, perché concretamente restano sotto sequestro per un tempo molto lungo, e questo è un dato di fatto. Tutte le procedure sono lunghe e così ci troviamo ad avere Campolongo e a un altro paio di campi, mentre magari potrebbero essere molti di più, potrebbero servire per attività sociali, oltre che culturali per i ragazzi, ma tante attività sociali dove c'è bisogno di spazi, quel che si vuole. E poi anche questo, c'è il volontariato, venga volontariato, ma sempre volontariato si tratta. E anche lì è un delegare dello Stato, qui chiederò dopo anche l'intervento suo, fate il volontariato, come se adesso lei andasse in pensione, faccia il volontariato per prendere, ho capito, però insomma un po'... C'è un problema di fondo, quindi abbastanza grosso in questo primo nodo, perché tutto è bello, c'è tanta volontà, il magistrato va a fare formazione, bellissimo, però 3 campi, quanti sono? Cioè, poco? Sì, va aggiunto che nei campi comincia a esserci anche un problema, cioè non sono moltissimi i campi confiscati, però i campi confiscati, non solo nel Veneto, ma beni, diciamo beni per spiegare, perché sennò sembra che i beni pensano confiscati, dei campi esattamente. di chissà che genere. I beni confiscati comunque stanno producendo, diciamo così, anche dei prodotti, ci sono delle cooperative che si sono formate, sempre poi nell'ambito, nel mondo del volontariato, anche questo, insomma, però nascono anche delle forme di lavoro organizzate e potrebbero diventare veramente delle fonti di lavoro per giovani, cioè laddove ci sono delle cooperative che nascono proprio di giovani. Ma tra l'altro possono vendere anche i prodotti. Esatto, quindi c'è anche un problema oramai, perché una certa quantità di prodotti c'è anche un problema di commercializzare, quindi di dare una rete di questi prodotti, quindi valorizzare il lavoro e le cooperative, i gruppi di lavoro che nascono in questi campi, che diventino proprio un sistema nella rete di distribuzione. Altrimenti corriamo il rischio di avere un rapporto romantico con il tema, no? Ma siccome i terreni cominciano ad essere abbastanza, i prodotti abbastanza anche bisogna trovare e risolvere, ecco anche l'intervento dello Stato, l'aiuto dello Stato, facilitare. Ma c'è questa disponibilità? Nel sud ci sono, potremmo affrontare il tema. Noi abbiamo fatto esperienze anche a Corleone, a Caserta, in Puglia come pensionati, come lo SPI, in Puglia, a Torchiarolo, Brindisi, nei campi in questi anni, quindi abbiamo visto varie forme e sfaccettature di come affrontare il tema. Per quanto riguarda, diciamo, il tema qui nel nostro Veneto, devo dire che voglio però ricordare una cosa, perché è sempre dentro un contesto di regione, insomma. La questione della legalità è una questione che riguarda molto anche le forme di lavoro che abbiamo nel Veneto. Ora, se siamo i primi in classifiche come Veneto, come Regione Veneto, per evasione fiscale dell'IRPEF, e siamo secondi in classifica per i reati contro lo Stato di tipo fiscale,
Ma questa attenzione, bisogna vedere i parametri, io questi dati qua me li hanno portati un sacco di enti, bisogna Vuol vedere dire dove che c'è un vengono vuol denunciati, è come le multe, il Veneto è la prima regione che paga le multe, perché le paga se le multe vengono irrogate? Sto arrivando al perché. Irrogate. C'è un problema di lavoro, e di lavoro anche tutto sommato falso, non vero. Cioè queste migliaia di partite IVA che vanno a sostituire, c'è un perché, che vanno a sostituire quelle forme di lavoro corrette, normali, di dipendenze, diciamo così, è sostituito da queste forme di lavoro. Ora io a volte mi chiedo, ma questo ricco nord-est nel passato, a proposito di illegalità rispetto all'evasione fiscale, quant'è di ricchezza in regola e quant'è invece di ricchezza prodotta anche, forse e soprattutto, da questo tipo di rapporto con il fisco e con non pagare... Sì, ma attenzione che se guardiamo da altri punti di vista, perché noi ci tiriamo sempre le piede addosso come veneti, siamo bravi confronto ad altri, perché ad altri ci sono dei numeri da paura, dove c'è un lavoro nero talmente diffuso che prendi spavento, ma non viene dichiarato, quindi noi tutto sommato andiamo meno peggio di altri. In Europa siamo messi male, ma in Italia non tiriamoci la zappa sui piedi, perché noi veneti siamo anche bravi a parlarci male addosso, ma siamo bravini rispetto a... cioè meno peggio di altri. Però voglio dire che alcuni dati e alcuni fenomeni più che dati o vanno discussi con la gente e fra la gente, se no diamo per scontato delle cose che poi fa parte di quell'humus culturale che si forma. Quindi è importante sensibilizzare quindi le parlare persone. delle cose reali, non è denunciare o demonizzare, dire come stanno, punti di riflessione. Assolutamente, ecco io voglio lei fermarsi qua. Sullo spunto di riflessione che ha dato il nostro segretario, che cosa ha da dire a questo riguardo? Ti ha tirato fuori alcune cose abbastanza calde, che se no sono solo io a provocare, però giustamente sono anche modi di vedere diversi. Insomma, che il Veneto abbia un rapporto col pagare le tasse un po' complicato fa parte della nostra storia, però sicuramente non può essere... Non credo insomma, che venga nella classifica, come diceva lei prima, dell'Italia, non credo che viaggi nelle posizioni più basse della classifica, però il problema è generale, cioè non so, probabilmente noi abbiamo una tradizione storica e culturale che vediamo lo Stato con una certa distanza, una certa difficoltà da questo punto di vista, però per quello che è il portato diciamo, della nostra osservazione su questo tema non vedo una difficoltà particolare, cioè, ovvero, cerco di spiegarmi meglio, il problema come dire, della corruzione, dell'illegalità nel paese, nel Veneto, è presente, però un po' tornare a quello che dicevo prima. Se facciamo soltanto una riflessione in negativo, usciamo di qui più depressi di come siamo entrati e non avrei questa ambizione. Ecco. No, stiamo cercando di dare noi come sindacato di polizia, perché siamo qui stasera, ad esempio? Siamo qui stasera perché con lo SPI da 2 anni a questa parte collaboriamo per quanta è la possibilità nostra con i campi antimafia, perché non c'è dubbio che sentiamo l'esigenza, abbiamo il piacere di aggiungere a quella che è la nostra attività professionale da una parte e la nostra attività sindacale dall'altra anche un qualcosa in più, che è andare a incontrare i ragazzi nei campi per avere una mattinata, un pomeriggio di incontro. E le posso assicurare che per noi che comunque molti di noi partecipano o hanno partecipato negli anni a incontri nelle scuole organizzate dalle questure, quindi c'è un rapporto tra istituzione, Polizia di Stato piuttosto che altre forze di polizia e istituti scolastici, però andarci anche come portatore, come lavoratore di polizia e non quindi in rappresentanza dell'istituzione ma come cittadino, mi viene a dire come padre per l'età che mi vede avere a confronto con questi ragazzi, è estremamente gratificante. Noi lo scorso anno abbiamo partecipato ai 3 di Erbè in provincia di Verona e ne arrivi che ti chiedi cosa gli vado a raccontare in un certo quadro, ma poi in realtà vieni via che hai ricevuto molto da questi ragazzi, perché concordo pienamente con quello che diceva Moreno, questi ragazzi hanno fame di sapere e quindi c'è un passo avanti che si fa. Ma assolutamente, sì. Ma può essere solo... Lo Stato deve sostenere questo sforzo, perché non c'è dubbio che probabilmente, anzi sicuramente, questa rinascita, questa ripresa di interesse, di capire il giusto rapporto tra legalità e illegalità è partita appunto dai 30 anni venuti meno
è partito proprio dal volontariato. Oggi infatti, però le iniziative cioè sono tante, l'esigenza è molta, bisogna anche dare struttura al volontariato, selezionare le persone, loro certamente sono in grado di farlo, però hanno bisogno anche loro di sostegno e lo Stato in questo campo deve fare la sua parte, se non come primo attore, almeno come sostegno all'attività. Poi c'è il problema, approfitto se posso, di che cosa fare dei beni confiscati e sequestrati, perché anche qui voglio dare un segnale di positività, perché non è tutto negativo. Con il decreto 159 del 2011, il cosiddetto codice antimafia, l'Italia comunque ha fatto un passo avanti. Forse non ha fatto il passo avanti che doveva fare, che ci aspettavamo, tra virgolette, tra gli addetti ai lavori, ma certamente è stato un passo avanti. Abbiamo dato sistematicità all'argomento, ci sono state introduzioni normative significative e anche nei confronti dei beni sequestrati e confiscati i tempi vanno verso un'accelerazione e d'altra parte non si spiegherebbe perché in questi ultimi periodi, ultimi 2 anni, dappertutto in Italia, non soltanto in Veneto, quindi è slegato dalla contingenza locale, l'attività di contrasto sul piano delle misure di prevenzione, in particolare di quelle patrimoniali, ha subito un'accelerazione fortissima. Nel Veneto si sono fatti decine di sequestri, soltanto a Venezia, ma l'anno scorso sono stati sequestrati a un unico soggetto, se ben ricordo, una 60ina di appartamenti. Ecco che allora quando tra 1 anno o 2, non tra 10 anni, quei beni verranno definitivamente confiscati, quindi acquisiti allo Stato, dovranno trovare una loro ricollocazione. Ora credo che con tutto l'impegno e la buona volontà 50-60 appartamenti ai volontariato non è che glieli possiamo dare. No, ma infatti dicevo quindi bisogna pensare per tempo come reimpiegare questi beni. Peggio ancora per le aziende, perché come diceva Tocane, un'azienda non può stare ferma, io non sono un esperto, ma certamente non può stare ferma più di 1 anno. Dopodiché qui siamo nella media si butta di tutto, 8-10 si perde il mercato, si rimangono, il bene rimane fermo per 8-10 anni. E come diceva un amministratore siciliano che abbiamo incontrato in un'occasione, diceva il rischio poi è che l'aumentata attività di aggressione e di deprivazione di questo potere economico diventa controproducente. Perché poi i lavoratori dicono, con loro lavoravamo, magari anche in regola in alcuni casi, come nei supermercati, no, questo è un rischio e lo Stato quindi c'è da correre, a questo punto di vista. No, questa è una cosa importante, adesso vi do subito la parola, abbiate pazienza anche a te. Pochissimi secondi di pubblicità, poi ritorniamo a tenersi a mente l'intervento, tra poco.